Oggi siamo a San Martino Buonalbergo per l'abbattimento dell'ultimo diaframma in questa galleria di 2 chilometri dell'alta velocità, alta capacità Verona-Vicenza. Un momento emozionante, è sempre un momento emozionante per tutte le maestranze che vedete che sono intorno a me, perché le due squadre che stavano lavorando, lato Vicenza e lato Verona, oggi si sono incontrate. L'alta velocità va avanti, i cantieri proseguono. Ringrazio veramente RFI, IRICAV, ma anche il comune di San Martino Buonalbergo, ma tutti i comuni, per il grande lavoro che abbiamo fatto sul territorio. Con l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria artificiale di San Bonifacio, che passa sotto l'autostrada A4 a Verona, si completa un passaggio importante del cantiere per l'alta velocità, alta capacità sulla linea Verona-Padova. Si conclude infatti il primo lotto del cantiere, che ora prosegue in direzione del bivio di Vicenza. La nuova galleria, ha spiegato la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, consentirà alla ferrovia di bypassare l'abitato e l'autostrada e, risalendo il piano campagna, di continuare il viaggio fino al nodo di Vicenza. Da qui partirà il tracciato del secondo lotto funzionale, l'attraversamento del capoluogo berico per 6 km e 200 metri, i cui lavori sono in fase di avvio, mentre il terzo lotto funzionale in fase di progettazione coprirà la tratta Vicenza-Padova per 26 km e 100 metri. Questo lungo cantiere, che ha consentito di realizzare il bypass della galleria, è fondamentale per il tracciato della ferrovia e porta l'avanzamento dei lavori sul 60%. La nuova tratta correrà per 44,2 km su 76,5 complessivi da Verona a Vicenza, attraversando 8 comuni in provincia di Verona, oltre al capoluogo San Martino Buonalbergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Arcole e Monteforte d'Alpone, e 5 in provincia di Vicenza, Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina. Attualmente circa 4.000 persone sono impiegate nella costruzione dell'intera linea, con il coinvolgimento di 450 imprese. Una volta ultimata, l'opera completerà il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia, e l'abbattimento di questo ultimo frammento di tunnel artificiale è un passaggio determinante. Con questo abbattimento, ha commentato ancora la vicepresidente De Berti, si compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di questa infrastruttura ferroviaria così importante, che andrà a quadruplicare la linea esistente, completando il collegamento veloce che va da Torino a Venezia, così da interconnettere il Veneto al resto d'Europa. L'auspicio, ha detto, è ora che sia definita la progettazione del tratto da Vicenza a Padova, così da permettere al Ministero di stanziare le risorse per finanziare l'opera. Abbiamo bisogno come Veneto che l'alta capacità venga realizzata e completata quanto prima, quindi mi auguro veramente che la possibilità di poter arrivare a Padova venga definitivamente sbloccata nella progettazione, per poter permettere al Ministero di stanziare le risorse e di finanziare l'opera. Andiamo avanti con queste infrastrutture che renderanno grande il Veneto.